Siamo con Eddie Pramparo perché notizia sempre, anche questa recente, il comune di Portogruaro vuole fare una nuova piastra polifunzionale sportiva. Lei Presidente, come Presidente della società di pattinaggio artistico, dice: noi una piastra attualmente, una pista ce l'abbiamo, non abbiamo bisogno di una pista nuova. Che perplessità avete in merito, Presidente? Beh, dunque, io le uniche perplessità che ho le leggo sui giornali e me le sento dire dal Comune una delle ultime volte che abbiamo parlato insieme. Allora, l'idea è quella di fare questo centro polifunzionale a Pradipozzo. Ben venga una struttura nuova per lo sport, è sempre bene accetta. L'unica cosa che non riesco a capire sono quello che leggo ultimamente qua sul giornale, dove dicono che per il pattinaggio possono bastare le misure 18x36 per fare allenamenti. Non è proprio così, perché la nostra società ultimamente è impegnata sempre su livelli internazionali e nazionali e le misure minime sono almeno 22x44 o a livello internazionale 25x50, cosa che abbiamo già nella pista esistente in via della Resistenza, lì a fianco alla piscina. Per cui è questo che non riesco a capire. Le misure non ci sono, non può servirci a noi in quelle condizioni lì. Quindi voi dite: noi una pista attualmente che utilizziamo per gli allenamenti ce l'abbiamo, bastava sistemare quella e non farne una nuova con le stesse caratteristiche. Esatto, cioè una volta sistemata quella lì e abbattuto i costi spropositati che ci sono adesso per mantenerla in piedi, noi a suo tempo avevamo presentato anche un nostro progetto di fattibilità, si poteva anche farla lì, insomma. Ripeto, ne ragionerete casomai con l'amministrazione attuale. Siamo in attesa che ci contattino per parlare di questo, insomma, ecco. Perfetto, ringraziamo Eddie Pramparo, il Presidente, e ritorniamo la linea a Pordenone, al Direttore. Allora, mentre il